Gentili telespettatori della Voce della Valle, siamo proprio al rush finale. Oggi chiudiamo qua per le vacanze estive, riapriremo i battenti il 5 di settembre, ma prima di darvi l'appuntamento il 5 di settembre voglio ricordarvi gli appuntamenti di oggi. L'arte del massaggio per poter, diciamo così, erudire qualcuno, o le signorine o le signore che vanno al mare, quindi per essere in forma nelle spiagge quest'anno. L'altro è il progetto Manola, siamo stati a San Nazario per questo progetto per la lotta contro il cancro. Manola è stata una ragazza veramente splendida e i suoi familiari oggi la ricordano così come lo vedrete dalle nostre immagini. E l'altro abbiamo voluto fare un excursus su un pastificio molto importante della zona, anche per combattere quello che è la recessione, un momento di grande crisi, quindi un bel piatto di pasta costa poco ma soprattutto è anche molto buono. Per questo proprio è tutto, vi invito a guardare questa bellissima puntata, ma soprattutto l'augurio di buone vacanze a tutti e noi ci rivedremo come al solito con puntualità da sabato 5 di settembre. Per la Voce della Valle, da Nicola Argesi, la sua troupe, Gianni Del Santo e Alessandra Gazzola è proprio tutto, buone vacanze a tutti. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata con i prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Il massaggio è una pratica antica come il mondo. In alcuni casi diventa un gesto istintivo. Per esempio, quando subiamo un trauma ad un muscolo del corpo, istintivamente lo massaggiamo. Ogni corpo rivela le proprie discrasie muscolari, le varie posture che adoperiamo per sentire meno dolore, le quali sono derivate da un'assoluta mancanza di massaggi, i quali potrebbero renderci la vita meno problematica. Nell'antichità il massaggio era una pratica per persone molto facoltose. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate. Con una maggiore coscienza di se stessi ed un buon rapporto con il massaggiatore, il massaggio stesso può assumere l'importanza che merita. Dobbiamo altresì dire che il massaggio è un ottimo modo di prendersi cura di se stessi. Grazie al massaggio possiamo ovviare allo stress della vita sempre più faticosa a livello mentale. Ecco che il massaggio diventa propedeutico alla famosa frase mens sana in corpore sano. Il massaggio che andrò ad eseguire aiuta a decontrarre la muscolatura e a drenare per riattivare la circolazione sanguigna e linfatica. Questo è un olio a base di essenze naturali che aiutano il drenaggio linfatico. Il massaggio non è solo una semplice forma di toccamento, facilitato da una crema o da un olio, ma piuttosto una complessa forma di comunicazione che investe entrambi i soggetti, con molti risvolti profondi sia a livello fisico che mentale.
L'obiettivo di questa tecnica è quello di agire sullo strato del connettivo, stimolando risposte metaboliche e nello stesso tempo di rilassamento e decontrarre l'ospite. Cosa determinante è l'assoluta apertura mentale che ci può permettere di essere manipolati o toccati da un'altra persona in modo intimo, senza per questo essere particolarmente legati in maniera intima. In qualche modo bisogna permettere al massaggiatore di violare il nostro spazio per noi così importante, senza che questa pratica ci crei delle tensioni tali da far emergere i nostri tabù. Si diceva che il massaggio, antica pratica dell'uomo, è un approccio naturale corporeo espresso dalla mano che può ristabilire armonia, benessere alla persona che chiede di essere valorizzata, considerata, rinforzata nella sua immagine. Il massaggio risponde alle richieste profonde della persona nel ristabilire una maggiore comunicazione tra corpo e mente con meccanismi più fluidi e sentiti. La mano sostiene, aggrega, scopre, nutre, aiuta nel far prendere coscienza del proprio corpo e delle sue singole parti per vivere una maggiore integrazione corporea nel rapporto tra psiche e soma. È un viaggio alla riscoperta delle proprie sensazioni, dei propri vissuti presenti e passati e la rivalutazione dei vecchi modelli che devono essere modificati per vivere sempre più in armonia. Il massaggio è un gesto d'amore verso se stessi e verso l'altro. È la via del cuore per conoscersi e comunicare più in profondità, per liberarsi dalle paure più nascoste, per vivere sempre più serenamente con il sorriso nel cuore e nella mente e poter regalare un po' di gioia. Il massaggio, che passa attraverso le mani, al di là della tecnica applicata, non può essere altro che una comunicazione d'amore. Significa insomma integrare la mente con il cuore per risvegliare capacità interne assopite. Il corpo rappresenta l'involucro entro cui noi viviamo l'intera esistenza, dove sperimentiamo le vicissitudini quotidiane, dove possiamo evolverci sempre più nei vari livelli di coscienza. Per questo deve essere sensibilizzato, liberato dalle tensioni per essere posto nelle condizioni di essere più ricettivo. Quando le tensioni si placano, lo spazio tra ciò che siamo e quello che vorremmo essere si riduce ed entriamo nel presente in un nuovo spazio del sentire. Quindi, dopo un massaggio, rimani in ascolto di ciò che senti, rimani in ascolto di un gratificante stato di accettazione per ottenere gioia e quiete. Rimani in ascolto che qualcosa accade. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. All'interno del parco di San Nazario si è tenuta la giornata dello sport dedicata a Manola Scotton per sostenere il progetto Manola, che si occupa di raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Oltre 350 gli iscritti alla multiprove sportiva che hanno visto impegnate alla regia dell'avvenimento le sorelle della compianta Manola. Dopo la morte di Manola, qualche mese dopo abbiamo sentito il bisogno di
fare qualcos'altro perché non poteva concludersi così la sua vita, e effettivamente sta andando bene. Abbiamo già fatto vari eventi, concerti, sempre chiaramente raccogliamo dei soldi per poi dare in beneficenza, a seconda cerchiamo un po' di vedere dove c'è la necessità e poi li destiniamo. Il bello della vita è anche l'espressione dell'umanità, che in questi casi c'è tantissima gente che partecipa, si partecipa anche per divertirsi, però chiaro con il segno intangibile che bisogna fare del bene, e quindi l'umanità si raccoglie. Sì, sì, c'è presenza, effettivamente siamo molto felici di questo, e gente ci aiuta, amici, anche gente che non conosciamo però magari arriva tramite altri amici e comunque disponibili, e sì, sono tutti felici di partecipare. Ma non pensate mai che la sofferenza si può tramutare anche in gioia? In questo caso oggi è una giornata gioiosa, che però chiaramente questa gioia ha un pensiero profondo per la gente che purtroppo non ha tanto voglia di scherzare, quindi è bellissime queste due sensazioni, queste due emozioni forti, gioia, dolore. Sì, chiaramente magari se Nola non fosse mancata questo non ci sarebbe, però c'è la necessità comunque di dare ancora il suo esempio, diciamo, perché comunque lei ha sempre vissuto al massimo, e quindi in questa maniera ci sembra che lei sia ancora qui con noi, ci dia la forza per andare avanti e dia la forza anche agli altri magari. Diciamo che la vita non finisce con la morte, anzi la morte è un passaggio, e la fede ci dà il coraggio di fare questo passaggio con forza e con dignità, pensando appunto che poi la vita possa continuare in una forma diversa e sicuramente più bella, dove non ci sia più nessun dolore, dove non c'è più nessun dolore, nessuna sofferenza, e dove possiamo veramente essere tutti assieme, uniti in un grande abbraccio d'amore, tutti quanti. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call, she won't forsake me. Una giornata intensa, ricca di gioiosa partecipazione, quasi come voler demonizzare l'atroce destino di una ragazza della Valle del Brenta, che ha saputo disegnare la sua vita con impegno ed onore, affermandosi negli studi con grande profitto, che l'ha portata ad avere esperienze a carattere internazionale. Una ragazza come tante, con la voglia di affermarsi nella vita, tenendo conto sempre delle esigenze degli altri, cresciuta con i valori planetari della carità cristiana. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call, she won't forsake me. Così era Manola, coriacea e appassionata, come la sua famiglia. Una famiglia che, nonostante la gravissima perdita, riesce a tener vivo il ricordo di Manola, organizzando eventi di vario tipo, per consegnare ad altre persone colpite da questa grave malattia la speranza di poter andare avanti. Forsake me, I'm loving angels instead. A conclusione di questo servizio, dove abbiamo visto molti giovani che attraverso il gioco si prendono l'azzo delle avversità della vita, come richiamo al valore di essere utili anche agli altri, ci congediamo con la speranza di aver potuto sensibilizzare i vostri cuori per poter contribuire con una offerta a questa associazione che si occupa del progetto più importante della nostra vita, la speranza.
Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Amici della Voce della Valle, benvenuti per questa puntata. Oggi parleremo di pasta, la tradizione italiana, e lo faremo con il presidente di Pasta Zara, Furio Bragagnolo. Intanto grazie per averci accettato, ha aperto le porte di casa tua, Furio. Grazie a voi di essere venuti. Ti chiamo presidente? Mi chiami pure Furio, non c'è nessun problema. Vabbè, comunque presidente di Pasta Zara è qualcosa di importante. Presidente di Pasta Zara, comunque non guardiamo il fondamentalità, andiamo con Furio, con il nome di battesimo che è meglio. Furio, abbiamo visto stiamo seguendo un po' le vicissitudini italiane, no? Sì. Si parla di extracomunitari, si parla di tradizioni che vengono in qualche maniera, diciamo così, ostacolate. La pasta fa parte di una tradizione del tutto italiana, che per l'Italia è una tradizione e per il resto del mondo è diventato quasi, anzi lo è, una cultura vera e propria dell'alimentazione. Sì, beh, la pasta in Italia è proprio la tradizione. Quando all'estero pensano all'Italia la collegano con la pasta e con la pizza. Dunque fa parte del nostro tradizione alimentare, la tradizione anche culturale dell'Italia. E all'estero la pasta iniziano a mangiarla, iniziano a conoscerla, hanno capito che è un prodotto sano, genuino, è un prodotto che non fa male, è un prodotto che non contiene colesterolo, è un prodotto naturale, oltre a essere un prodotto molto economico. Allora, se io ho guardato un po' la produzione, come stiamo guardando dalle immagini, un pacco di pasta dovrebbe costare, non lo so, 1 milione di euro, perché insomma c'è una trafila. E facevo una considerazione guardando proprio nella produzione della farina fino ad arrivare al prodotto finale del packaging, che se fossero applicate le stesse teorie, o anzi la stessa pratica, negli aeroporti non avremmo più bisogno dell'antiterrorismo, perché subiscono tanti di quegli esami, la pasta, prima di arrivare al consumatore, che sono incredibili. Sì, questo è vero, perché oggi come oggi si parla molto di igiene, di sicurezza alimentare, controllando oltre che la parte qualitativa anche la carica batteriologica, le micotossine, le alfa-tossine, in quanto negli ultimi periodi, negli ultimi anni sono stati dei problemi. Ho visto che addirittura quando si scaricano le farine c'è un primo controllo, un secondo controllo, poi dopo, se la cosa non va bene, non si fa fatica a mandare indietro il camion se non hanno tutte quelle caratteristiche che voi come Pasta Zara in maniera volete che eccellano in qualche maniera. Noi facciamo allora un primo controllo prima dello scarico con una sonda che va all'interno, in modo che prendiamo sia la semola in superficie che la semola all'interno che la semola sotto alla cisterna, in modo per avere un'analisi totale del prodotto. Dopodiché durante lo scarico della semola sempre facciamo degli altri controlli qualitativi, in modo da essere sicuri che il nostro prodotto sia pastificato con della semola che rispecchi i nostri capitolati d'acquisto. Ecco, oltretutto poi mi pare che l'etichettatura italiana sia una tra le più serie, credo, d'Europa. Voi invece aggiungete ancora qualcosa in più, mi pare, proprio perché i vostri diciamo così, consumatori possono avere delle garanzie in più, soprattutto in termini di igiene. Addirittura un magnete, perché se ci fossero mai dei residui metallici vengono comunque purificati. Sì, esatto, noi abbiamo un controllo di un metal detector allo scarico della semola. Perché parliamo di terra, parliamo comunque di un prodotto della terra. Esatto, un prodotto che è della terra, che però deve essere controllato, perché anche la semola subisce un processo industriale, perché da grano diventa semola, dunque abbiamo già un processo intermedio industriale. Noi siamo una seconda lavorazione, la prima lavorazione è il contadino, dopo c'è il mulino e dopo ci siamo noi. Comunque noi facciamo dei controlli allo scarico con metal detector per vedere se la semola ha delle contaminazioni incrociate con dei metalli, e anche facciamo dei controlli sempre con dei sestacci per vedere se ci sono altre impurità, oltre ai controlli fatti in laboratorio dove vediamo le micotossine, le alfa-tossine, la quantità di proteine, di glutine e le ceneri del prodotto. Ecco, come presidente di una grande azienda si parla sempre del prodotto alimentaristico e soprattutto dei contadini, di questo abbandono delle terre negli anni 50-60. Ecco, forse la scommessa del futuro potrà essere proprio quella di ritornare
produrre in quantità importante la terra. Sì, questo è un qualcosa che in Italia anche noi lo stiamo facendo. L'Italia non ha una produzione autosufficiente di grano duro. Il consumo di grano duro in Italia per la pastificazione, per altri prodotti e per le semine sono circa 6 milioni di tonnellate. Vengono prodotte circa 3 milioni di tonnellate. Dobbiamo importare il 50% del nostro fabbisogno. Però con i progetti di filiera che anche noi come Pasta Zara stiamo facendo, si dovrebbe riuscire ad aumentare la produzione interna nazionale di grano duro per arrivare almeno a un 4 milioni e mezzo. Aumenterebbe di qualche punto il prodotto interno lordo, insomma. Aumenterebbe sicuramente sì. Quindi potrebbe, cioè, voglio dire, una scommessa per il futuro parte sempre dal prodotto forse principe italiano, cioè la pasta. Questo baluardo alimentare che comunque riesce anche a sconfiggere la crisi, o anzi, in momenti di crisi credo che la pasta sia quell'alimento che viene riscoperto in qualche maniera e anche riqualificato. Sì, perché la pasta, come dicevo all'inizio dell'intervista, è il prodotto che costa meno di tutti nel supermercato. Abbiamo prezzi che vanno dai 50 centesimi per un pacco da mezzo chilo, dove posso mangiare comodamente 4-5 persone, a prezzi che arriviamo a €1, €1,10. Dunque è un prodotto molto molto economico. In un momento di crisi, quando le famiglie cercano di fare economia, logicamente si rivolgono alla pasta, ai prodotti più economici. In più ha il vantaggio che può essere mangiata ogni giorno con condimenti sempre diversi, perché specialmente le massaie italiane sanno cucinare bene, hanno una buona fantasia e riescono a preparare con pochi soldi dei piatti di pasta che sono veramente gradevoli. Non è un po' il prodotto della Cenerentola, tanto c'è la pasta, allora ai titoli dei giornali tante volte vediamo è aumentata la zucchina, quasi quasi la gente si suicida perché è aumentata la zucchina, aumentano le pere, cioè come se tutto il mondo viaggiasse o tutta l'Italia viaggiasse soltanto per alcuni tipi di prodotti alimentari, quando poi in realtà forse la Cenerentola è anche perché poi è il significato di questo servizio voler incentivare l'uso della pasta, la pasta c'è sempre stata in qualche maniera e soprattutto sì. Ci sono case italiane che difendono il Made in Italy come la vostra, cioè voi producete. Noi produciamo tutto in Italia. Italiano. Noi abbiamo 2 stabilimenti, uno qua che avete visitato ad Esipio X, il secondo nuovo a Muggia, alle porte di Trieste, e nel 99 quando abbiamo deciso di aprire il secondo stabilimento c'è stata anche la domanda interna. Lo facciamo in Italia o lo facciamo all'estero? E dopo è prevalso il Made in Italy. Primo perché credevamo e crediamo nel sistema italiano e secondo anche perché, come si diceva, la pasta fa parte della nostra cultura italiana. Voi come Pasta Zara producete moltissimi tipi di pasta, formati, sì, corti, sì. Lunghi, e in più mi pare che usiate anche la vostra intelligence, la vostra produttività per servire conto anche a altre case. Sì, noi produciamo pasta lunga, pasta corta, pasta nido, cioè una varietà, abbiamo più di 120-130 formati e oltre che vendere col nome dei nostri marchi vendiamo anche con le private label, cioè con la marca del distributore, col marchio del distributore. Una cosa importante per la massaia, siamo proprio in chiusura quando dicono la pasta mi scuoce oppure la pasta si sfalda, cioè, forse ho capito una cosa, che per produrre una buona pasta bisogna avere l'arte di saper togliere l'umidità dalla pasta in maniera veramente importante, quello che ho potuto verificare nei tuoi stabilimenti. Ora ho capito il perché tante volte dicono che la pasta non tiene perché l'essiccazione non è stata fatta a regola d'arte. Sì, l'essiccazione è il punto fondamentale, diciamo che il cuore di tutto è la materia prima, cioè il laboratorio che fa tutte le verifiche e tutti i controlli e anche durante il processo di essiccazione dove si controlla di continuo l'umidità del prodotto, anche qua interviene il laboratorio facendo dei specifici controlli. Diciamo che un po' ci vuole anche la tradizione perché la pasta è un qualcosa che chi la fa la deve sentire, perché è proprio la tradizione, noi siamo la 4ª generazione, cioè una 111 tradizione. Anni, mi pare. Sì, esatto, 111 anni che facciamo pasta, dunque fa parte del nostro DNA, fa parte della nostra cultura anche familiare di far pasta e cerchiamo di farla al meglio possibile e questo sicuramente aiuta a migliorare sempre di più il prodotto. Bene Fulvio, tanto grazie per averci aperto le porte di casa tua, anzi presidente di Pasta Zara.
crediamo di aver dato un contributo, se non altro alle massaie, ma alle famiglie, che la crisi si può combattere dolcemente, mangiando sano e mangiando pure anche bene. Mangiando bene, e mangiando bene. Ti suona il telefono, noi ti lasciamo con questa tua chiamata e grazie per questa intervista. Grazie a voi, grazie.